Buonasera, ben ritrovati, edizione straordinaria dei notiziari di Antena 3, edizione straordinaria che è iniziata esattamente un mese fa, il 21 di febbraio, quando è scoppiata questa emergenza sanitaria, emergenza mondiale. Il bollettino, prima di presentarvi la nostra ospite, il bollettino di questa sera è un bollettino davvero pesante per il numero di decessi. Da questa mattina a questa sera sono 18 le persone che sono decedute, una a Verona, una a Belluno, 4 a Treviso, 3 a Castelfranco, 2 a Jesolo, 1 a Rovigo, 2 all'ospedale Schiavonia, 2 a Bassano e 2 a Vicenza. Insomma, un bollettino davvero pesante. Poi sono 4.809 le persone contagiate. Vi presento la nostra ospite che ci ha raggiunto qua in sede, Paola Roma. Buonasera, Presidente della conferenza Sindaci dell'USL 2 Marca Trevigiana e Sindaco di Ponte di Piave. Buonasera. Buonasera. Un bilancio anche questa sera, un bilancio davvero pesante. Sì, è un bilancio che fa pensare e chiede ai nostri cittadini di collaborare tutti quanti per rimanere a casa. Il concetto, credo che il governatore Zaia lo ha espresso a più riprese, ci devono aiutare. Solo con il senso di responsabilità, di solidarietà, con il senso di prevenzione di tutti quanti noi abbiamo bisogno che i cittadini ci ascoltino. Devono stare a casa. Lo devono fare perché tutelano non solo se stessi, ma tutte le nostre comunità. Noi stiamo lavorando come sindaci per loro ininterrottamente, ci devono ascoltare. Oltretutto il Presidente della Regione parlava di un overbooking della rianimazione se le cose continuassero in questa maniera, e ci stiamo arrivando. Esatto, e quindi l'unica modalità per aiutarci tutti quanti è quella di rimanere a casa. Davvero qui l'appello è accorato ai cittadini, al loro senso di responsabilità e al senso di responsabilità che hanno sempre dimostrato, ma dovete rimanere a casa. In questa situazione il governatore Zaia lo ha detto anche con l'ordinanza che è uscita ieri e che davvero la nostra regione ha dimostrato di darla anche in tempi e in orari di un certo livello, perché solitamente i DPCM e le ordinanze arrivano di notte in situazioni allucinanti. È arrivata già ieri, si sanno già i criteri della regione Veneto, quindi i cittadini ci devono assolutamente aiutare. Il bollettino di stasera parla chiaro, ma se non fosse ancora stato chiaro anche le immagini che il governatore Zaia ha fatto vedere, anche dove c'erano i letti che dovrebbero essere attrezzati per queste persone, ci dovete aiutare tutti quanti. È l'appello accorato, noi sindaci siamo tutto il giorno per lavorare con voi, ci dovete aiutare tutti quanti. Ecco, io non so se la regia può metterci in collegamento, perché sappiamo che sono arrivate oltretutto le mascherine, le tanto sospirate mascherine della regione, sono arrivate proprio a Treviso. Io vedo adesso Lucio Zanato che è in compagnia del sindaco di Treviso Mario Conte davanti proprio alla protezione civile. Se Lucio Zanato fosse pronto magari per spiegarci come verranno distribuite e insomma come adesso saranno distribuite ai cittadini che tanto le aspettano. Lucio. Grazie Daniela. Allora siamo all'esterno della protezione civile, l'informazione ai cittadini trevigiani per le mascherine. Sì, allora la distribuzione delle mascherine comincerà nella giornata di lunedì alle fasce deboli della cittadinanza, quindi persone anziane che hanno difficoltà di muoversi o persone disabili, comunque persone che ci sono state segnalate dall'azienda sanitaria e dai servizi sociali. A partire da martedì pomeriggio alle ore 14, poi ci sarà la distribuzione capillare in tutto il territorio. Verranno indicati nelle prossime ore dei siti dove i cittadini dovranno recarsi con la propria autovettura, ognuno nel proprio quartiere, e lì verrà consegnata una mascherina per nucleo familiare. Quindi nelle prossime ore saremo più precisi, vi indicheremo precisamente luoghi e orari per il ritiro. Nel frattempo vi comunico che non dovete venire qui nella sede della protezione civile per ritirarla, e soprattutto non intasate i centralini della polizia locale, della protezione civile o del comune, perché nelle prossime ore vi verrà comunicato tutto attraverso Antena 3, attraverso i quotidiani dei prossimi giorni, e quindi tutte le informazioni utili per il ritiro della mascherina vi verranno date. Ecco, cominciamo quindi dalle fasce deboli. Io sono una persona anziana, vivo da solo, cosa mi devo aspettare e soprattutto come mi devo fidare quando apro la porta?
Allora, le persone, quelle che oggi già usufruiscono del servizio dei medicinali a domicilio, la mascherina verrà consegnata. Chi dovesse avere ulteriori problemi in questo particolare periodo a muoversi, gli verrà comunicato un numero dove richiedere la mascherina. Per tutti gli altri invece la consegna sarà a partire da martedì. Ricordo però che la consegna a domicilio verrà fatta esclusivamente dal personale ufficiale della Protezione Civile, quindi nessun altro è autorizzato a suonarvi i campanelli. Tra l'altro le mascherine sono a titolo gratuito, quindi dovesse presentarsi qualcuno che vi chiede soldi, offerte per le mascherine, diffidate e chiamate le forze dell'ordine. E quindi io che devo aprire la porta vedo solo una persona che è qualificata, che ha il giubbotto della Protezione Civile, che ha un nome, che ha che cosa? Sì, avrà la divisa della Protezione Civile, il tesserino e soprattutto farà la consegna delle mascherine a quelle persone che si sono o prenotate attraverso il numero di telefono che domani vi comunicheremo o che sono già presenti negli elenchi dei servizi sociali o dell'azienda sanitaria. Mi raccomando, poi un'altra cosa, le mascherine sono a titolo gratuito, quindi non ci sono soldi a pagare di nessun tipo. Assolutamente no, qui dobbiamo ringraziare Franceschi di Grafica Veneta, il governatore Luca Zaia, perché sono riusciti a produrre queste mascherine, sono a titolo gratuito, nessuno deve chiedere offerte o pagamento della mascherina. Ecco, invece poi parliamo delle famiglie e delle persone, diciamo, del resto dei cittadini. Come funziona, cosa devo cercare, a chi mi devo rivolgere? Allora, da martedì, nei tempi e nelle modalità che vi verranno comunicate nelle prossime ore, in ogni quartiere ci sarà un punto di distribuzione delle mascherine. Ogni nucleo familiare, una persona con la propria autovettura si recherà in questo posto, senza scendere dalla macchina, la mascherina verrà consegnata e il nucleo familiare verrà registrato in un registro. Quindi semplicissimo, tutto a partire da martedì, quindi lunedì fasce deboli, anziani e persone con disabilità, da martedì per tutti gli altri. Punto indicato in ogni quartiere vi verrà indicato domani, non dovete scendere dalla macchina, quindi con la propria autovettura vi recherete in questo luogo che vi verrà indicato e lì vi verrà consegnata la mascherina, una mascherina per nucleo familiare nel frattempo. E se io non ho la macchina? Se non ha la macchina utilizzerà il numero che vi verrà indicato e o è vicino e quindi possiamo venirvela a consegnare o troveremo una soluzione diversa, ma la mascherina verrà consegnata a tutti. Bene, io direi che siamo stati chiari. Naturalmente nelle prossime ore ripetiamo per molte volte questo appello, ma soprattutto la procedura, lo racconteremo anche nelle prossime ore. Per il momento restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanatto e grazie anche al sindaco Mario Conte. Quindi ricordiamo ai cittadini, nessuna persona dovrà venire a casa vostra e chiedervi soldi, perché le mascherine sono gratuite e non verranno a casa vostra per chiedervi soldi. Quindi massima attenzione, perché purtroppo in questo periodo ci sono state anche delle truffe e dei tentativi di truffe, soprattutto alle persone più deboli, soprattutto agli anziani. Sindaco, lei diceva anche per le tessere sanitarie, adesso ci sono delle novità. Sì, per le tessere sanitarie è prorogata fino al 30 giugno 2020 la scadenza, quindi invitiamo i cittadini che hanno la tessera TEM scaduta a stare tranquilli che è stata prorogata. Li invitiamo anche per le carte d'identità, certo. È stato prorogato, quindi chiamate il comune e noi vi rispondiamo al telefono, non serve che veniate in comune per chiedere queste cose perché sono state prorogate. Cosa importante, aiutateci anche perché noi come sindaci seguiamo anche tutta quell'altra parte che è il sociale e quindi stiamo lavorando sia per i progetti per la disabilità, i progetti per i minori, quindi per attivare queste procedure assieme all'azienda sanitaria, in condivisione anche con le altre aziende sanitarie, grazie all'assessore regionale Lazzarin, di progetti sia per i minori che hanno disabilità sensoriali, anche per i minori autistici. Ricordiamoci anche quello che sono il lavoro che stanno facendo le nostre case di riposo, sempre in contatto con l'azienda sanitaria. Ringrazio tutti gli operatori dell'azienda sanitaria e su questo permettimi, Marta, di fare anche una precisazione a nome di tutti quanti i miei colleghi sindaci per il lavoro importante che sta facendo l'azienda sanitaria, il direttore generale, ma anche tutta la parte del SISP che ci danno tutti i dati finalmente dopo il blocco che è stato fatto. Successivamente ripartiamo con i dati dei nostri cittadini che vengono trasmessi al sindaco e quindi ringrazio perché durante la notte hanno lavorato, oltre che il personale medico, sanitario, infermieristico, ma anche il personale amministrativo e quelli che ci rispondono a quel numero 0422 323
888 ai nostri cittadini in maniera puntuale, perché sono sempre lì presenti giorno e notte. Quindi davvero il ringraziamento va di cuore a queste persone ed è l'invito accorato che faccio ai cittadini. Tutti stanno lavorando per tutti quanti noi, per favore rimanete a casa, e se non lo vogliono capire, visto l'inasprimento anche delle pene, credo che sia almeno nel rispetto non solo nostro, ma anche dei nostri parenti, dei nostri amici, delle persone con cui viviamo assieme, rimanete a casa. Fatelo, perché tutte le altre persone stanno lavorando per aiutare tutti quanti noi, quindi nel senso di responsabilità e chiaramente non nell'egoismo di guardare alla propria libertà di 5 minuti per fare del male agli altri. Purtroppo è un invito che abbiamo fatto più volte alle persone, lo stesso Presidente dell'Istituto Superiore della Sanità Silvio Brusaferro lo ha detto, ribadito, ridetto: state a casa, le misure chiave, ha detto, ora è rispettare le regole, se no sarà davvero un problema. Sentiamo proprio le sue parole. Vorrei chiudere con 2 considerazioni. La prima è l'importanza di essere tassativi nel rispetto delle misure. Ieri il Ministro della Salute ha pubblicato un'ordinanza che ha ristretto ulteriormente alcuni ambiti di movimento. Credo che sia un segnale forte per dire: non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo che sta circolando nelle nostre comunità. Ci sono ancora situazioni in cui, con la scusa di fare 2 passi, si coglie l'occasione per fare assembramenti, con la scusa di 2 passi sono sacrosanti, però il tema dobbiamo farli da soli, non bisogna che ci siano assembramenti. Questo è l'elemento molto importante. Sono misure rispetto alle quali le scappatoie sono soluzioni che danneggiano noi stessi, ma soprattutto danneggiano le persone, i nostri cari, le persone più fragili della nostra società. E questo è importantissimo. Quindi gli anziani è bene che stiano a casa, perché sono le persone più fragili e sono quelle che più facilmente, se infettate, pagano il dazio più elevato. Bisogna trovare meccanismi di rispetto sistematico di queste misure. Senza questi meccanismi non saremo in grado di rallentare la diffusione di questa infezione. È veramente un appello importantissimo. L'altra cosa, se però lo facciamo, e devo dire una parte importante del Paese lo sta adottando, possiamo effettivamente fare in modo che questa diffusione si rallenti, oppure, come sta avvenendo in alcune regioni, in questo momento la circolazione ci sia, ma sia sostenibile, permetta ai nostri servizi sanitari, a tutti i livelli, dalle cure primarie agli ambulatori fino agli ospedali, alle terapie intensive, di offrire quell'assistenza che aiuta a superare questa infezione. Questo è estremamente importante. È la misura chiave, rispettare le regole. E l'unico modo siamo consapevoli che se non lo facciamo non è soltanto un problema nostro, è un problema dei nostri vicini, è un problema dei nostri anziani, è un problema dei nostri figli più fragili, è un problema della parte della società che più facilmente viene colpita da questa infezione e, venendo colpita, può avere effetti nefasti, come purtroppo dobbiamo censire oggi. Il dato rilevante, come vedete, è un dato di alta circolazione dell'infezione, soprattutto in alcune zone d'Italia, che sono quelle ormai purtroppo note, anche perché sono veramente sotto pressione dal punto di vista anche dell'assistenza, della vita sociale. Abbiamo una diffusione anche in altre zone d'Italia, ma ancora con numeri contenuti. Vi ricordo che la ragione per cui vengono adottate o sono state adottate queste misure così restrittive nei confronti della nostra vita hanno proprio la finalità di fare in modo che nel nostro Paese non avvenga una diffusione così importante, così intensa come sta avvenendo in alcune zone. Devo dire che ci conforta anche il fatto che altri paesi che purtroppo stanno avendo anche loro una circolazione elevata, uno alla volta stanno
poi adottando misure come le nostre. Dunque l'avete sentito, dovete rispettare le regole, altrimenti sarà davvero un problema. Lo abbiamo veramente detto più volte, stiamo cercando anche di darvi sempre più informazioni, cercando insomma di darvi una mano. Abbiamo contattato adesso via Skype Paolino Barbiero della SPCGIL. Buonasera. Buonasera. Dunque, un altro dei problemi è l'assembramento nelle poste per quanto riguarda le pensioni. Ci sono delle novità? Sì, tra l'altro è uscito un video delle poste che invito tutti a guardare perché è molto preciso. La novità è questa: in provincia di Treviso ci sono circa 250.000 pensionati. Un quinto di questi, stimiamo quindi 50.000, hanno il conto corrente alle poste. Solo metà di questi si sono fatti anche il posta MAT e quindi possono prendere i soldi e prelevarli senza fare le code. L'altro invece, gli altri circa 25.000, sono tutti che i primi 2 giorni si accaicano alle poste per prendersi i soldi liquidi. Quindi, sollecitato anche dalle nostre strutture nazionali, l'INPS ha sostanzialmente dilazionato i pagamenti per quelle persone che devono andare in posta. Si parte dal 26 marzo in base alle lettere alfabetiche e poi si va fino ai primi giorni di aprile. Questo per i prossimi 3 mesi. È una misura importante. Aggiungo anche che molto spesso che vanno a ritirare quei soldi non sono gli anziani novantenni, sono i figli, e quindi bisognerebbe che in questo periodo si provasse anche a fare il bancomat a queste persone. Sappiamo che c'è il problema appunto dei conti correnti, della liquidità e tutto quello che ci va dietro, ma purtroppo in questa situazione si vede come se queste persone avessero avuto il bancomat il problema non ci sarebbe stato. Quindi invitiamo tutti a seguire queste procedure. Poi l'altro problema è che specialmente i più anziani che si recano alle poste bisogna stare attenti che non ci siano dei truffatori, perché abbiamo visto che in queste situazioni si innescano purtroppo anche queste persone che dovrebbero vergognarsi, ma che però usano tutto magari per racimolare qualche soldo a scapito dei soggetti più deboli. Aggiungo anche, per dare un'informazione importante per gli anziani non solo, che al 31 di marzo scadeva la norma per i certificati per l'esenzione del ticket. Noi avevamo chiesto alla Regione di spostare la data, la Regione proprio l'altro ieri ha emesso un dispositivo dove sostanzialmente per l'anno 2020 fino a marzo 2021 non serve più rinnovare i certificati, quindi si usa lo stesso criterio dell'anno scorso per gli esenti per reddito, mentre invece devono rinnovarli solo quelli che erano esentati per disoccupazione, anche perché può darsi che qualcuno abbia trovato lavoro. Questa è un'ulteriore misura che evita alle persone di girare a vuoto per niente. E sono misure importanti, sono misure che bisogna ripetere 100 volte. Io vi ringrazio per il lavoro che state facendo, perché nonostante lo si dica c'è sempre qualcuno che non lo capisce o non lo vuole capire. Oggi è importante di prestare attenzione e seguire le informazioni che vengono date dai canali ufficiali come il vostro. Assolutamente, io la ringrazio, grazie davvero per essere riusciti insomma a fare questo collegamento con noi. Grazie intanto e buona serata. Grazie a voi. Grazie. Dunque, questa era un'altra notizia importante, perché un altro dei problemi era proprio quello degli anziani e della fila, non solo degli anziani però, e della fila che si formava quotidianamente alla posta, perché sembra che tutti vadano in posta e tutti al supermercato. Sì, assolutamente, e anche che vadano più volte al giorno al supermercato, perché devono andare per prendere una cosa alla volta. Cioè, questi sono atteggiamenti che non possono più essere sostenibili, anche perché i controlli sono sempre più serrati, oltre che con i carabinieri anche la polizia locale, le forze dell'ordine. Adesso veramente basta. Io porto l'esempio anche nostro a Ponte di Piave, anche vicino al Greto del Piave, basta. Adesso le misure, grazie anche ai cittadini che ci hanno segnalato l'intervento pronto delle forze dell'ordine, che ringrazio perché lavorano giorno e notte ininterrottamente,
certe situazioni adesso devono terminare, perché se non si capisce guardando le foto, quello che si vede delle terapie intensive, credo che veramente l'appello al senso di responsabilità dei cittadini è importante. E a questo, Marta, aggiungerei anche l'altro servizio della Regione del Veneto, in particolare voluto dal governatore Luca Zaia, che è il servizio Inoltre, un servizio che aiuta di consulenza psicologica alle persone proprio in questa situazione anche di emergenza collegata all'emergenza sanitaria. Quindi è un numero importante che anche voi avete dato, e quindi credo che sia anche importante ribadire anche questo intervento. Ci fermiamo un attimo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione straordinaria. Siamo qui in compagnia del sindaco, del presidente della conferenza dei sindaci dell'USL delle 2 Marca Trevigiana, Paolo Roma. Di nuovo ancora buonasera, siamo di nuovo qui e stiamo parlando delle mascherine. Per fortuna le mascherine sono arrivate in protezione civile. Prima ci ha spiegato Mario Conte come verranno distribuite, e le prime persone che potranno avere queste mascherine della Regione Veneto sono le fasce più deboli, quindi le persone più deboli. Questa nella condivisione di tutti quanti i sindaci, proprio rispetto a queste fasce, che sono le fasce a cui noi abbiamo un'assistenza domiciliare che diamo attraverso i servizi sociali, e anche tutti quegli elenchi dell'assistenza domiciliare integrata che le aziende sanitarie stanno inviando appunto ai nostri comuni, proprio perché sono le prime persone a cui verranno portate. Prima lo diceva anche il sindaco di Treviso, rimanete a casa perché ci sarà appunto la protezione civile che le porterà a casa, quindi consultate sempre i siti dei nostri comuni che sono sempre aggiornati. Chiaramente attenetevi a quelle che sono le regole, perché questo viene fatto proprio per agevolare i cittadini e per evitare... E da sottolineare, non andate tutti nella sede della protezione civile, perché così non verranno distribuite in questa maniera. Assolutamente, e abbiate anche chiaramente il rispetto della protezione civile e di tutte le autorità che stanno lavorando perché questo avvenga nel migliore dei modi, nel rispetto alle fasce più deboli prima e successivamente ai cittadini. Quindi gli elenchi sono già pronti, lunedì si partirà con tutto quanto, quindi davvero chiediamo la comprensione ai cittadini di attendere, di ascoltare quello che i sindaci gli dicono attraverso gli strumenti istituzionali che sono i siti e tutte le cose che chiaramente sono i mezzi social a disposizione delle amministrazioni comunali, ma chiaramente abbiamo veramente il rispetto di queste regole. La prima regola è quella di rimanere a casa. Siccome ci sono le persone che stanno lavorando per tutti quanti noi, rimanete a casa e davvero seguite le regole che vi vengono date ogni giorno da parte dei vostri sindaci, che ripeto, siamo sul pezzo tutti quanti H24, quindi davvero i cittadini devono ascoltarci, perché solo in questa maniera riusciamo ad aiutare loro in maniera più corretta, puntuale e precisa, e davvero grazie alla Protezione Civile che ci aiuta anche in queste ore in tutta questa gestione, oltre che a tutto quello che è stato il supporto che ci hanno dato in questi giorni. Ecco, fra l'altro il sindaco prima diceva adesso si partirà con le fasce più deboli, poi verranno distribuite anche alle altre persone. Infatti le mascherine vengono consegnate direttamente dalla Protezione Civile, hanno gli elenchi che riguarderanno i nostri cittadini, quindi tranquilli, arriveranno a casa vostra, quindi telefonate eventualmente ai numeri dei nostri comuni dove vi rispondiamo per spiegarvi questa che sarà la procedura, ma attendete nel rispetto di tutti quanti. Stiamo lavorando tutti quanti per gestire al meglio la cosa, riducendo la possibilità che le persone escano, quindi nel rispetto di tutti voi rimanete a casa, che noi stiamo lavorando, come dicevano gli infermieri, come abbiamo visto in tutte le foto, stiamo tutti quanti lavorando per lo stesso bene, che è lo bene comune di rimanere tutti a casa. Ecco, fra tanti servizi importanti in questo momento di grandissima difficoltà è quello che è stato istituito proprio per questa emergenza, di nuovo da parte della Regione, il servizio Inoltre. È un servizio molto importante che a suo tempo gestiva proprio, voluto dal governatore Luca Zaia, gestiva le persone che avevano appunto avuto i problemi, i danni sia collegati a Veneto Banca che altri danni finanziari. Adesso si occupa anche di consulenza psicologica. È un numero molto importante che serve per aiutare anche quelle persone
che in situazioni come questa emergenziali hanno subito un lutto, hanno particolari situazioni. Oltre quindi al supporto che viene dato dai vostri comuni, dagli assistenti sociali, c'è questa importante possibilità data da persone competenti. Quindi davvero cerchiamo di utilizzare queste risorse che ci vengono date e quotidianamente, ripeto, anche i numeri di riferimento dell'azienda sanitaria che continueremo incessantemente a ringraziare per la vicinanza veramente giorno e notte vicino a noi sindaci per darci delle risposte e perché noi possiamo darle a nostra volta ai nostri cittadini. Ecco, vogliamo ricordare il numero per le persone di cui hanno bisogno, insomma, del servizio. Inoltre il numero verde è 800 33 4343, ve lo ripeto, 800 33 4343, e questo è il numero per il servizio inoltre. La cosa, diciamo, che fa emozionare in realtà in tutto questo periodo, che però è molto complicato, è che in quasi tutti i quartieri, l'abbiamo sentito anche questa mattina, proprio poco prima del punto stampa di Zaia, suonare l'inno di Mameli, che un po' unisce la gente, e lo abbiamo sentito proprio pochi minuti prima del punto di Zaia con la nostra Anna Maria Parisi, che era lì e che ha voluto farci sentire questo momento in uno dei quartieri di Marghera. Vogliamo sentirlo insieme. In un silenzio surreale, poco prima del punto stampa con il governatore Zaia, i cittadini hanno voluto far sentire la loro vicinanza a tutti gli italiani. Un abbraccio virtuale a chi sta combattendo contro questo virus maledetto. La nostra giornalista Anna Maria Parisi ha colto questo momento colmo di emozione e di speranza. Gente fuori dai terrazzi che applaude con il tricolore che sventola, e in alcune abitazioni c'è anche il gonfalone veneto. Sul terrazzo, sulle finestre degli appartamenti, intanto sventolava il tricolore e la bandiera col leone di San Marco. Nessuna parola, solo il silenzio, in segno di rispetto, pensando a chi sta lottando, a chi sta sacrificando tutto per aiutare i pazienti, al personale sanitario, ma anche a chi si sta dando da fare per affrontare questa emergenza. L'inno di Mameli finisce, poi l'applauso, ma ricomincia questa battaglia che tutti insieme possiamo vincere. Una battaglia che possiamo vincere sicuramente, che possiamo vincere però rispettando, lo ripetiamo ancora una volta, le regole, quelle di stare a casa. State a casa, perché solo così riuscite non solo a salvaguardare voi stessi, ma la vostra famiglia, ed evitare ulteriori contagi. Sono già tanti, troppi, i contagi anche in Veneto, come in altre regioni d'Italia, quindi cerchiamo il più possibile di rispettare veramente queste regole, anche perché poi le sanzioni, comunque le denunce, sono denunce penali, sono sanzioni davvero pesanti, insomma, anche poi per il futuro. Stavamo parlando prima con Paolo Roma proprio delle iniziative invece a favore dei minori e delle persone, insomma, dei disabili. Ci sono iniziative importanti a loro? Sì, la prossima settimana verrà condiviso assieme anche alle altre aziende sanitarie e unitamente all'assessore regionale Lazzarini tutti quei progetti che andranno a riguardare sia l'intervento per persone disabili ma anche per la parte dei ragazzi minori, sia quelli perché chiaramente sappiamo che le strutture dei diurni sono state chiuse già a suo tempo per il contenimento dell'emergenza, e quindi in questo caso Marta, credo che sia il caso di ricordare sia la parte delle strutture residenziali che sono aperte e del servizio che viene dato attraverso queste strutture e i loro operatori, e chiaramente anche la parte dell'intervento dell'azienda sanitaria rispetto ai tamponi coordinati assieme ai direttori e alle case di riposo rispetto anche agli operatori che sono lì, quindi è tutto il personale
personale, all'operatore IOS, ma a tutto il personale infermieristico e più in generale a tutti coloro che lavorano in questa emergenza. E chiaramente, avendo i centri diurni chiusi, avendo anche questa possibilità dei CEOD che davano prima una possibilità ai ragazzi con disabilità di avere dei supporti, certo, sono quote che rientrano attraverso la quota capitaria che tutti noi comuni paghiamo all'azienda sanitaria. Quindi si stanno predisponendo tutti questi tipi di interventi che la prossima settimana verranno concordati con tutte le aziende sanitarie, quindi stiamo lavorando anche sotto questo profilo. Quindi i sindaci sono impegnati anche per dare questo tipo di risposte, certo, a questi ragazzi che sono a casa, non hanno questo tipo di servizio, e veniva garantito attraverso queste persone, gli addetti all'assistenza, che davano questo supporto anche nelle scuole, perché non dimentichiamo, perché c'era anche l'assistenza, certo, scolastica, Daniela, che veniva fatta, certo, anche in questo tipo di intervento. Ecco, fra le persone poi che sono adesso più in difficoltà sono proprio gli anziani nelle case di riposo. Ricordiamo che a Padova purtroppo a Merlara c'è una situazione davvero di grandissima emergenza, e purtroppo le case di riposo sono in questo momento più a rischio. I punti più sensibili, i punti, infatti le mascherine per prime, giustamente la Regione ha individuato di darle alla casa di riposo, che sono i punti che abbiamo molto più sensibili, anche perché non dimentichiamo anche i numeri, perché abbiamo 58 centri servizi, e questo è importante, ma anche il numero di impegnative che abbiamo, perché abbiamo circa 5.622, quindi cerchiamo di ricordare che l'azienda sanitaria assieme ai comuni è impegnata anche in questa, certo, partita, quindi chiaramente io ringrazio tutto il personale e davvero tutte le strutture sanitarie che costantemente si coordina con la nostra azienda sanitaria per dare anche questo tipo di risposte, perché la risposta che stiamo dando non è solo di tipo sanitario, certo, ma anche di tipo sociale. Questo lo dobbiamo ricordare, perché è una delle cose importanti che i comuni sostengono, e anche le progettualità che i comuni stanno avviando a fare proprio per aiutare queste persone vanno proprio a sostegno di quella che era un'attività che veniva svolta normalmente prima, ma che è stata bloccata proprio per il contenimento del contagio. E quindi ancora qui faccio un appello ai cittadini, anche rispetto a queste persone che non hanno questo tipo di servizi, parliamo di minori, ma parliamo di anziani non autosufficienti, parliamo di disabili, abbiate il rispetto di rimanere a casa anche per il loro rispetto, e di quello che stiamo facendo tutti quanti i sindaci assieme per dare a loro delle risposte. Ecco, qualcuno ci diceva anche riguardo al vaccino, qualcuno diceva ma è pronto, sarà pronto, cioè la gente è spaventata, ed oggi appunto Silvio Brusaferro diceva che il vaccino al coronavirus è un obiettivo che i migliori gruppi di ricerca e le aziende hanno, ma svilupparlo ovviamente richiede tempo, non lo avremo, dice, non lo avremo ovviamente fra un mese, ma forse a fine anno sarà possibile, quindi insomma i mesi purtroppo sono ancora tanti. Ed è per questo che facciamo appello alla buona volontà di tutti quanti, perché se riusciamo a ridurre il contagio proprio in questa situazione rimanendo a casa, è l'unica modalità che possiamo avere per cercare di ridurre anche i tempi di rientro, e chiaramente cercate di avere il buon senso di pensare che ci sono delle persone che stanno lavorando per voi nell'informazione, e vi ringrazio, certo, perché non è solo l'interfaccia, appunto, Daniela, che abbiamo qui, ma anche tutto il personale che lavora dietro, come anche noi nei nostri municipi. Davvero i nostri dipendenti comunali sono costantemente impegnati anche da casa a dare delle risposte ai nostri cittadini, quindi il grazie va a tutti quanti, queste persone, come le persone delle nostre strutture sanitarie, come tutti quanti stiamo lavorando per cercare di dare delle risposte ai cittadini. Aiutateci stando a casa. Fra l'altro c'è anche il problema degli italiani che sono all'estero. Noi avevamo sentito oggi una giornalista che dall'Inghilterra, insomma, anche per capire la sua situazione, insomma, mi pare di capire che fosse tornata o stesse cercando di tornare in Italia. Se la regia... Ho lasciato Londra martedì mattina insieme a mia madre e al mio cane, Nelson, in macchina. Abbiamo attraversato l'Eurotunnel arrivando in Francia alle 11:40 circa, quando il confine francese chiudeva a mezzogiorno. Abbiamo poi dormito in Francia in un albergo dove abbiamo preso tutte le protezioni possibili e abbiamo poi guidato tutto mercoledì per arrivare a Padova in serata.
Una fuga sperando di farcela con un'auto a noleggio. È il racconto di Alessia Pirolo, che tra Londra e Padova non ha avuto dubbi. Nonostante tutto, nonostante la situazione italiana, ci sentiamo più sicure ad essere a casa, in particolare per mia madre. In qualunque caso di emergenza, qui sappiamo di essere vicine alla famiglia, vicino ad amici. Sappiamo di essere una realtà tutto sommato piccola, con tutto quello di cui possiamo aver bisogno comunque a portata di mano. Alessia Pirolo e la madre sono in quarantena adesso, ma a Padova si sentono più sicure. Ma attraverso famiglia, amici, consegne a domicilio, facciamo la vita a cui voi vi siete tutti abituati. L'alternativa sarebbe stata fare una vita simile a Londra, che è la realtà che abbiamo scelto, dove viviamo. Io vivo fissa lì, mia madre vive tra l'Italia e Londra, però in questo momento non abbiamo la sicurezza che sentiamo di avere di più in Italia. Le notizie che arrivano sono incerte, sembra che Londra sarà in lockdown presto, ma non è confermato, il governo nega. Vengono ridotte le possibilità, chiusi moltissimi posti, e questo ritengo sia opportuno. Certo è che le comunicazioni non sono chiare e molti italiani vogliono tornare. Lei e la madre sono in città, ma il pensiero va ai tanti italiani rimasti a Londra. La Farnesina sta mettendo a disposizione dei biglietti aerei per gli italiani a Londra, ma questi vengono venduti molto rapidamente e hanno anche dei costi che molti dei ragazzi italiani che hanno lavori precari a Londra forse non possono permettersi. La situazione non è facile e l'incertezza è tanta. Quindi essere a casa per noi è la scelta giusta. Il problema poi degli italiani che sono all'estero, purtroppo sono anche tantissimi italiani, abbiamo anche sentito durante i nostri telegiornali di studenti o di persone che lavorano all'estero e che sono stati costretti a rimanere nei paesi in cui in questo momento si trovano. Stavo leggendo ora da qua che la Lombardia ha attivato anche nuove ordinanze, stop a sport, all'aperto studi professionali e cantieri. Si sta chiudendo tutto, questo per dire per l'ennesima volta che la Lombardia sicuramente è la regione più colpita, ma insomma il Veneto non è da meno, quindi l'importanza di stare a casa è fondamentale. Vogliamo ricordare i tre motivi per cui si può uscire. Per motivi di lavoro, per stato di necessità, e qui Daniele è importante spiegare cos'è lo stato di necessità. Per esempio, devo portare la spesa a casa a un mio familiare che non è autosufficiente, devo portare i farmaci a un mio familiare che non è autosufficiente, non è tutto uno stato di necessità. Oppure per motivi di salute. Queste sono le uniche 3 modalità per cui si può uscire. Ripeto, rispettando lo stato di necessità non è per tutto, cerchiamo di essere anche noi delle persone ragionevoli e di non prenderci in giro. Chiaramente le forze dell'ordine hanno inasprito i controlli e quindi adesso la tolleranza diventa pari a 0, non possiamo arrivare a queste situazioni. Ne va della salute. Ne va della salute di tutti, perché non è solo nostra ma anche delle persone che vivono e ci circondano. Ecco, un altro servizio, prima parlavamo, era proprio della farmacia, dei farmaci a domicilio che è stato attivato da tutti quanti i comuni, sia per i farmaci a domicilio che anche per la spesa, per le condizioni seguite dai servizi sociali di persone o sole o persone che non hanno rete familiare e quindi hanno già un punto di riferimento nei servizi sociali, ed è un servizio che i comuni stanno garantendo. Quindi tutti quanti ci stiamo mettendo a disposizione, dando risposte trasversali, però abbiamo bisogno dei cittadini che stiano a casa, perché altrimenti non ne veniamo più fuori e i tempi si allungheranno. Quindi non è che noi ci divertiamo, anche noi sindaci, a fare i gendarmi, a controllare le persone, ma devono stare a casa, perché se stiamo lavorando tutti quanti per loro, questo è un senso di responsabilità e di prevenzione verso tutte le nostre comunità. Quindi davvero il messaggio è importante ed è fondamentale. Stiamo lavorando tutti quanti, noi sindaci, i medici, il personale, tutti quanti. Per favore rimanete a casa. Vogliamo anche ricordare che i numeri, lo vogliamo ricordare ancora una volta, e questi sono i motivi per cui ci sono queste ordinanze, stanno crescendo, stanno
crescendo in maniera esponenziale, abbiamo 4.809 persone positive e 13.589 persone che sono in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero delle persone in terapia intensiva, sono 257 e lo vogliamo ricordare, purtroppo da stamattina a questa sera ci sono stati 18 nuovi decessi in Veneto. Un numero pesantissimo, pesantissimo, forse uno dei numeri più alti da quando è iniziato questa emergenza. Sicuramente, e l'appello, visto che abbiamo domani una domenica, per cortesia state a casa, dovete rimanere a casa, non ci possiamo permettere di stare male. Tra le altre cose, pensate alle vostre famiglie, pensate a chi vi è vicino, per favore rimanete a casa. E poi rispetto anche alle mascherine, ripetiamolo, partirà da lunedì, iniziamo con le persone di assistenza domiciliare integrata, quindi quella parte seguita dall'azienda sanitaria e tutte quelle seguite in assistenza domiciliare, e dopo tutti i cittadini arriveranno al vostro domicilio. Per favore rimanete a casa, il personale della protezione civile, se volete chiedere informazioni ci sono i numeri dei vostri comuni, ma rimanete a casa, fatelo per tutti noi, ma soprattutto per il rispetto anche dei vostri familiari. Tra l'altro domani non ci sono i supermercati aperti, quindi insomma la spesa non si dovrebbe fare. E non ci sono altre modalità per cui si deve uscire, quindi Esatto, si deve stare a casa. Si deve stare a casa. Io vorrei solo ricordare velocemente, che siamo quasi in chiusura, che domani in diretta, messa alle 9:30 dalla cripta del Duomo officiata da Monsignor Tomasi, alle 11 dalla Chiesa dei Santi Geremia e Lucia a Venezia con il patriarca Monsignor Moraglia. Questo insomma per far assistere almeno la messa, visto che purtroppo le chiese rimangono chiuse. L'ultima volta, lo vogliamo ricordare, rimanete a casa, rimanete in famiglia, rimanete fermi, rimanete a casa, evitate insomma di uscire per futili motivi, perché veramente se no non riusciamo a bloccare questo contagio. Sicuramente responsabili, consapevoli e solidali, state a casa. E grazie a voi per il servizio che state dando davvero in aiuto a tutte le nostre comunità. Io ringrazio Paola Roma per essere stata qua con noi, è già stata altre volte, quindi la ringraziamo veramente e vi diamo appuntamento a domani per la prossima edizione straordinaria. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.